italiani si dilettano a preparare divertentissime commedie e quest'anno sono lieti di rappresentare una commedia dal titolo Sonno strano e terno sicco di Rocco Chinnici. La commedia rispecchia la condizione sociale delle famiglie siciliane degli anni 70 e 80, ma ciò non significa che sia lontana dalla concreta realtà. Al centro della scena troviamo una famiglia particolare, anzi direi molto particolare, perché comunque questa famiglia è una famiglia molto stravagante, che ha la mania del gioco del lotto. Sullo sfondo di questa commedia troviamo appunto la mania del gioco del lotto e devo dire che comunque la famiglia sarà vittima di questo gioco. Orazio manifesta uno stato di disagio interiore che a causa dei propri parenti non può esprimere la sua vena artistica, quindi diciamo che è un artista incompreso. Ma lui, conoscendo Alberto, il nuovo vicino di casa, si convince che sarà lui a liberarlo di quell'immane sofferenza. Sarà vero? Lasciamo a voi il piacere di scoprirlo e diamo inizio alla commedia. Grazie. Bella famiglia, certe volte non pare di stare in ma è meglio non ci pensare. Ciao portieri! Ma si può sapere dove stai nominati in sto modo? A missa. Ah, missa? Ma quale missa? Posso sapere che ho capello? Ho capello, chi è entrato? Fornato! Sei un chiudo! Fornuto! Voglio! Giasina! Salena, può venire il tuo padre prima che cominciare già essere un po' carregato. E volevi di stare vestito? Sì, un Mattusa! Mattusa! Mattusa io! Rinciata! E vado a mettere qualche cosa in gancio! E come ci rischi di trovare Silva, è capace che ne esce la nura. Tanto oramai dici che è mangiata, io faccio più. Sentite, signora. Signora? Io vi ricordo che quando uso questo appellativo di signora lo faccio per il semplice motivo che la buona arguzza di mia madre mi dice troppo educato. Perché per me è wow, cioè signora, non ci siete manco più l'anagrafe, donna ci maciola. Caiù, per regola vostra, sogno libero, sotto lo cielo, di cantare, di scrivere, di dormire, di fare ciò che mi pare e mi piace, capisci? Donna ci maciola, o ancora no. E vi consiglio di non lo fare nessuno proprio a vostro marito, a questa rietta si potesse rifreddare. Ma vi potete rifreddare di corna bunca a pezzi di crasta? No! Grandissima tappenara! Ma tu se mi avete a scusare, ma chi sei proprio una gran tappenara? Più presto! Vostro marito! Anzi, Castuni! Sentiste che ti parlo, sentiste? Casmo, avete smo!
ragazzo, ma quale guai? Caccate sto bagno, siete da pace lanciate. Le vere guai, noi ce l'abbiamo, un paese. Proprio un capo, benissimo. Ora attenzione. Facci spiegare. È che in un paese, brin, non ci sono il rumore di motoretta. I venditori ambulanti, capaci che fanno comizi. Pesci, i piessichi. Dice che vede lo cuore di starci. No paese, l'aria, fucca all'aria. Ca, tagliate, sciura, natura. Massarazzo, viene un cuore di stare sul capo. Ora attenzione, decidimi che volete. E lasciateli stare tutte queste parole. Carne cucchiara, sapete mai da pignata carremina? Ma che foda, allora, va finito. E io intendevo dire che studi scientifici hanno... Sì, ma anche tu non vuoi portare? Allargare! Allargare? Qui un gelato? Sì, a sucare i pappalucetti! A giocare cacchetti? A giocare di mandarino! Allargare! Un paese! A vera, va! Ma la porticettatore era gran mezzo giunto in roccolo. Tale mamma Monina, cominciamo chi predichi. Di cacca! Ma io mi ho voluto ca! Oh! Dai! Onde cacca? Manu modda! Un signore di Langodda con l'ovino! Da mattino! Ma che facesti? La vita scusare. Scusare! Ma Non si va bene perché... Ah no, picco è solo un gnoco. È vero, a madre capiti è solo un gnoco. Di gnocque! Come vegno! Dai, ogni un'altra! Va! 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 Me la fai immagini! Immagini che non da parli! Va! Ah no! Ma mica chi tu? Ma mica chi? Che già oggi mi ha visto tu, donna Angela, prima. Che cosa facesti tu, donna Angela? Oh, Tale! Quindi volete dire tutte pare quando siete? Si poteva fare con donna Angela? Calmi ma scena, sentite? Ah, mi pareva. E guaiazzi li sai? A morirmi non ausi. Questo! Ah, prima, Safi. Ora, carissimo Don Artenzio, alla luce di tutto questo, chi non è meglio risperare funzione le scariche da macchina? Decidete che volete. Ah sì, caccaste il diavolo di scarpe. Mi costano un occhio per cantare. Ma davvero, guarda. Guarda come sono commodato. Oh, donna Razio, spiegatemi meglio questo home. Che? Non si può pensare, non mi decide per favore. No, ripensare, suppone, solo caffè. Ho capito, va. Ma non ne picchio
sta seggia, assetto, cacca, prima che mi decidi che tu hai a fare, non hai tempo, conta. Quando registro che mi sta, No, occhio vedi. insomma, faccio starli, avessimo a bene la sua. Ma vero decidi, ma sarà, cioè, No, sono un capo con la storiere. ma solo ma si porta per comprare angeli. Ma io cerco di andare avanti. E no, io sotto devi spendere. E come dici di spendere, scusate? Ah, come dici di spendere soldi? Ora, un matrimonio, ci vai a piede scalzo, dalle attacchisso, va. Ma va cantato in bello parlo di mocassini. A chi ci vuole per forza di marca le robe per un matrimonio? Ci vai con le mocassine al matrimonio. E magari per vestito mi metto un paio di cause la domenica. E allora chi? C'è me. Ora mi avete scusate, ma davvero state dicendo, ma sarà? Ma certo che li fu bene. Va bene, va, a così le invitate a messa, anziché stare attenti. Ciu ciu, ciu ciu, ciu ciu, ciu ciu, ciu ciu, ciu ciu, la mia. Ma Don Ernenzio, alla chiesa ci si va a pilotare a Dio. Ma mi pare a voi, caro Padre Eterno, di tutti i pensieri che c'ave, si preoccupa di voi con le scarpini e le cose della domenica. Ma no, da ragazzo, io non dico questo. Io solo Ma mi caro. pare male per la gente. Bravo. Caro Don Ernenzio, la gente c'ave sempre a che dire. Cercate di non fare la fine, capisci, un sovrasio per i pinzini. Un sovraso per i picchi. Questo. Una volta, anni fa, ogni sera, alla stessa ora, passava di la piazza lo sovrasio per i pinzini con lo scecco. Era nata la cura dell'armato, soffio, picciriduzzo di 7-8 annuzzi. Non appena girarono della piazza, ci furono i primi commenti delle persone che, come dicete voi, cicciolini. Signori miei, un sovrasio a cavallo e due picciriduzzi a bene! Un sovrasio, capendo la manascata, l'indomani sera, che pensavo di fare? Suo figlio a cavallo allo scecco e Iddu arenato alla cura. Pronti come le cacciature al di fuori della tana che aspettano la preda, l'indomani sera, signori miei, che tu che è giovane a cavallo, che tu mischino non sovrasi a bene. E non sovrasi cercava di trovare un rimedio per ciò che diceva la gente. Ah, scusate. Ma che motivo, scusate? Un scecco non era lo so. E perché, scusate, in causa della domenica non sono dei vostri. E mi devo non levare che sfoggi. Ma non sovrasi pensava e ripensava per trovare una soluzione a questo grossi problema. E che pensava di fare domani sera? Pigliava Iddu e suo figlio a cavallo dello scecco. Voleste a dire? Signori miei, e chi non ci pare tutto rubiatoso dopo l'armato? Un sovrasi e non ne poteva più, l'indomani sera passava Iddu e suo figlio a Peri e lo scecco viaggiava a Leccio. E voleste vedere? Sovrasi, chi può cantare stiamo a fare lo scecco se non può viaggiare a Leccio? Sapete che fece un sovrasio? Pigliava la famiglia e cangiava il paese. È buono fece, bravo. Iddu, e voi che ci state aspettando a pigliare la valigia e a cangiare il paese se pensate di vivere per ciò che dice la gente? Veramente. Grazie. Se avessimo a cangiare paesi, ogni volta la gente apre bocca, chissà quante volte avessimo a fare un giro del mondo. Ragazzi, forse ci avete ragione.
Che è solo che con la gente si ci deve convivere. Che vai a dire? Fate come volete. Che hai a fare? Io vi dicessi di Italia. Ma no, scarpe, io! Ah, voi. Io vi consiglio di convivere prima di tutto in pace con la vostra persona. La gente, caro Don Ortensio, dopo, caro Don Ortensio, dopo. Ciao papi! Se ne è mai stato. Io sto uscendo, ci vediamo più tardi. Anzi, Non mi aspettare, vado fuori con gli amici. Ma dico io, chi non c'è una volta che tu mi dici ciao papi, oggi mi fate scandere le ossa a travagliare? No! Dico no! Tanto ciò vista che ci pensa. c'è tempo per quello, papi. Oddio, a forza di c'è tempo, arriva su, c'è mio. E non è meglio vivere così tanto a lungo. Dai, levati le capo la relazione di Ma scuola. ragazzi, lasciate lì, capicciotto solo. Io sbaglio solo fisici miei figli, caro Don Artenzio. Li mal abituai, fino di quando erano intenti. Ci diceva, vado bene papà. E io stesso, ubriaco, ma rispondeva, sì. Ci diceva, l'acqua. E ancora prima, con Caruso, che beva, che voleva significato, si è trovato un bicchiere all'acqua. E così, a forza di nuovo chiesto, io avevo chiesto, riscero servuto a tappo, senza che ci ha mancato niente. E non facevano manco lo sforzo di chiamare le cose per necessità. Ma Cuccio faceva fare a sforzarsi lo cervello? Niente, non ci ha mancato niente, Caruso. Che vuoi buona longa, sapete? Invece sì, perché quando signorina aveva siti, io la farei gridare, anzi, a fare finta di non lo sentire. A così tu se avessi abituato a sgranchire gli amminetti e a cominciare a chiamare le cose per prima necessità. No che ora non lamentiamo magari che parlano grandi. E che motivo fanno? Che motivo c'hanno di farlo prima? Certo che invece avete ragione. Ah, che lo facciamo morire di sete? Ma quali siete siti? Io, scritto e maloparato, l'acqua ce l'avessi dato lo stesso. Solo che se non ci avessero insegnato a chisare l'uculetto della bicicletta e a parlare prima di tutto per necessità. Noi che ora ne lamentiamo che parlano canni e cominciano a camminare canni. Che motivo hanno di farlo prima? E all'acqua, e a dicerio pinto. E al pane, e a dicerio pinto, o latte e tutto il resto. Lo capisci ora? A l'acqua, o parlo un crisi. Oh, buongiorno, Don Ortensio. Oh! Grazie, lamenta sempre. Che una sonazza non è che ce n'è che fare, e come di me ci conta sta parabola di l'acqua. Ma se io io posso farci, va a fare scaldare lo fede, va a fare seccare i viaggi che acqua da quella a guardare un cusero. Grandissima mucchiere della cooperativa di Masculotti. A mia piaceva scaldare lo fede. Ma lui ha da ringraziare a Dio che si è maritato con una donzella. Ma per voi ci voleva maritoni che prende tutto una bella insaccata di bastonati. Prima era dopo i pasti, dopodiché vi scusciava le gambe, se solo la mussola resicato a domani erano vecchi. Da buono! E che sono queste cose già vicine? Vicini ancora più piccoli, mi sta morendo. E speravo che chi di cadere non capisse un affare dannare là. Develo! Ma si fa paese. Bella! Salutiamo Michelino! Anche! Lo sapete che mi piace camminare a piedi? Sempre a sgranchire i serianti e nello stesso tempo da pensare sulla pagina. Michelino! Vediamo quando finiti sto Donazio. Grazie, Don Ortensio, grazie. Nuoce che mi sta morendo
parlava di una certa discussione, ma perché va a finire buona donna? Io non sentiva dire che tu che pensaste come lui. Era quando è finito, Don Orazio. Madre mi sta muovendo fuori, a cui aspettiamo. Sì, arrivo. Ma come? E siete di casa E insomma, ci fu un tempo che io magari d'accordo. E come si chiamano d'accordo? Ma io scherzavo con Michelino, e si prendeva io scherzavo con Angelo, e si prendeva Michelino. Gli cade un punto che mi sentiaio, la scherzava più conosciuto è lui. Gli abiti curioso, la parlano viperi, per ordenzo, io me ne scanza viperi. E levatemi la curiosità. Ma voi, in chi scherzavano con Don Michelino? Don Ortensio, rispettavo un Don Enzo. Maggioranza, dopo me la si scambio e salutiamo. Non mi state a preoccupare. E non mi occhi dopo Don Enzo. Ma quale scusare? E si ridastava. Ma voi di chi scherzavo con Don Michelino? Aggiuateci chi ci voleva dire. Non facciamo capenza. Caiù. Gu. No, ma chi fai pensare? Non facciamo un discorso che è invece. Dunque, io resti scarpi, giusto appunto che si avvicina alla festa dello Santissimo Crocifisso, c'hai a toccare dei moneti, la ventina di melani, che insieme a stauci fanno santo e una santuzza, 150 melani. Anzi, quando li perso, prima che chi cambiassi, chi ancora sul fronte. Inni di scarpi e più bello dai cristalli si buscano più senza spendere una lira. Tranquillo Canucci, Hai un corso cliente stavolta? quindi un guadagno tu. Dubbio, a seconda delle condizioni della scarpa. Lo sapete com'è? Mi servono tutti per lo matrimonio di compare Pani. La gente fa amore di fare pure, spende e spanne, che poi manco può immaginare. No. E io che c'è imbrogliato? Che sono scarpe che usano l'attore solo per fare un business e poi le vendono. Sì, e vengono sino di Roma, di Cinecittà. E che dammo con i babbi? E perché se ce le costano cari? E anzi, qualche femmina vuole sapere magari quella l'artice che l'ha indossata. Ma Voi sapete che siete proprio un bello figlio di butto. mi pareva. E chi ce la passa che ci diceva che chi buttare? Quindi, oltre allo guadagno, ci va magari un passatempo. Pensate che l'altra volta mi venne un paio di scarpe di la Maronna. E di San Giuseppe ancora non fa capitare per venire. Il mio sesse. E questa giocandata. Ah, su caso, fino a che mi imbrugliavo vita dell'attore. Ancora forse magari uscia questo creduto. Ma che ora la gente si imbucca magari che sotto le santi. Ora mi pare eccessivo. Vabbè che questi tempi tutti i pani erano santi, però. Ma che capisci? Ma quale San Giuseppe Maronna? Io
dico la Maronna che deve fare i film, sì. Io come si chiama? La cantante. Siccome il giornale portano scritto che era a Roma, a Cinecittà, io mi inventato. E ci venni. O capisci voi? E a voi mi chiedo per queste cose. Oh. E di meno, che io che pensavo a... Ah, io sapete cosa l'ha accattato? Se l'ha accattato Mariuccia. A Figuerozzo no, un giornazzistero. Caio se ne ha fatto palazzo e palazzone con 4 alberi d'alivo. E io che ne faccio per sopracchio. A stendo, sapete come la leva, non si è, non no, riesce a fare un melodio panzalato. E io mi fornisce a mezza Palermo, scusa. Oh. Eppure c'è da dire un'altra cosa, pensando da Vernicello venuta a sua figlia, mi sento con la coscienza a posto. Ah, coscienza? E quello coscienza parlate? Voi siete capaci di venire magari a Porcia Mazzi, un barro di tappini della regina Elisabetta? Volete queste scarpe? Tagliatelo buono, che a costare un occhio. Ma Sorazio, non facciamo ora, Ormai l'attore e l'attrice piazzati tutto parte. Ora camminando, vedremo che mi viene a ripensare e vengo magari che sta qua. Oh, sì che le cose di qua. De. Oh, sono non mi sembra. Oh, quattro, 4 attrici. Trasini, donna Ignazia, venite qua. Un posto e di una tranquillità che voi nemmeno ve lo immaginate. E poi suo marito, il signor Alberto, che è appena uscito dal... Ma quando è uscito? Alberto è stato in quel posto di villeggiatura, ecco, in quel posto di villeggiatura. Non era bello. A villeggiare è stato. A villeggiare con la zuppa dello Sassolo. Oh, come vi permettete, gran pezzo di... Mio marito stava volendo vedere che nel tuo posto di villeggiatura aveva una scarpa, la zoccola e una scarpa che si tirava lì, la scarpa di vostra sorella. Meno male. A zoppola. Un lega che è stata a villeggiare, la prossima solo questa scarpa già. Sì, a ci pare che sono in Cenerendola. Era una tappinella. Sì! Donna Angela, vedete, forse mio marito vi sbagliava, scaccia pinnata. Traspiramo. Qua signorina Virgilia che aveva mocassini, scarpe, tappine. Dici Alberto, sai che sto qua? Ah, solo... Da zoccola. Ma questo vero si fissò, basta cangiare il discorso, mamma. Vecchio, cangiamo il discorso. Nendi, non vi preoccupate, poi ci spiegate me che a Mastra Razio. E a capolire a Cottane, è che tutto questo dove vincere. Ma questo E giunti a tutti. Mastra Razio, ma com'è Mastra Razio? Uno che si è fissato in Carologna e il vostro nuovo vicino di casa. Ma Stasio, le calunnie accusate? Sì, altro che Anastaso. No, ma che dico, educatissimo. Io volevo dire un'altra cosa veramente. Sì, vabbè, non vi stupiciate, che tanto più scuro di mezzanotte non può essere. non Io niente, voglio solo la tranquillità più Alberto, e voi se mi dicessimo che accade tranquillità ce n'è abbastanza, o sbaglio? Assai ne voglio. Che l'unica cosa che si senti è l'umbiritozzo di Limoschi. Si sente un pintozzo di passi di la mosca. E se per caso a qualche mosca ci viene giusto una punta di cagare? E va a mettere le maschere! Sentiamo! Sa che ti dico, io monini cagare! Lo silenzio! Fa feto! Ma no, ma che capisco? Io intendevo dire
svelesse, tu sei tu a vincere, giuro con te! Ma quale vince? Che nuda vince! Nuda vince! Pazzo so! Nudo? E che voglio vedere tutti? Ti disse nudo! Nudo! Allora... non leggi tutto parte! Senti qua. Che non c'è nudo, lei che vuole vincere, lei che vuole perdere. Voi capiste? Ma dimmi una cosa, queste cose che ci sono qua, dopo so, non sono venuto, mi posso pigliare io? Ma chi ne sa? Senti, capochitello, e basta, si condanna, e guarda che volete. Io, Neni, se si sta picchiando tutti così, tocca pulire, mi Ma scusate. che si sta picchiando? Ma che tu scherza, vedete che scherza? Sì, da Ignazio, scherzando, si fanno i cosi, Sentite, venite con me, che vi faccio vedere l'altra parte della casa, vedete che il tuo Nella sala di Che ciancino! Alle capello chisto! Ma tu, così? Alberto! Ah, sì, Alberto. Ecca, che ci fai? Voi sapete che siete troppo curioso? Aspettate che mi chiacchiate. Orazio, vieni qua. Oh, veda qui sto da fare babbia. Pare. È il nuovo vicino di casa. Tale ti portai un vicinato. È un attore di teatro famoso. E per ora, non ci credi, sì. Per ora si sta esercitando a raccogliere la parte di uno che cogli di Cagiangelo, Caparro, non lo so. Neri, tu non disturbare, mi raccomando, ma io ora proprio. Ma mi è caduto in terra! Io picchiasto! Pigliamo, guardate quando è bello! Mi quanto è bello! Mi sa quasi secchiva! Oh! E che c'è da valenza a mare? E zecchina meno 3 grammi! Ma voi? O siete? Ma buono che è finito il contrario! Non si sente? Ah, non si senti? No! Sono Orazio Sugno! Orazio, a posto! Ma io devo finire con gli richisti! I cogli richiesti! Sì! È un nime! Ca, mettilo in terra, però alleggio a lunga cianciano, che poi io mi vengo a qui. Vabbè, tu finisci con gli richisti. Io pazzo! Scusate, disturbo? Zitta, che stiamo finendo! Alberto, quando te ne manca? Non ci senti! E lei che fa? Aiutami a fare tu, così finimo prima! Ah, quindi io avessi aiutare a Iddu per ne spicciare. Senti, primisi, volessi sapere che sta facendo? Secondo!
cianciano. Secondo, volessi sapere questo squilibrato che fa ginnastica? Sì, tutte le volte. Questo è un attore famoso. E ora sta fanno a parte di cogliere i frutti che piangono. Allora, donna Ignazio, che ben mi pare di stupo? Ah, buongiorno, don Orazio, la signora Giosina, vedo che c'è fatto conoscenza. Sentiti, signora Angela, ma mi volete spiegare chi è tutto questo discorso mimico? A te, veniste con questi tutti? A dire la verità ci resi una mano magari io. Ma perché scusate, magari voi? No, bravo come tu no! Sì, io qualche volta ho recitato come era piccolo, tra c'era la parrocchia. Tu no, invece tu si vede che è bravo, tu si vede. Signora Giosina, io non sapevo che suo marito era un po' più... Me marito? Ma me marito chi? Ma le volete spiegare meglio? Attore. Ma, sentite, questi sono i due nuovi inquilini, la signora Giosina, la signora Ignazia e suo marito, il signor Alberto. Vabbè, venga, chi sia la signora Giosina? Facciamo. Così. Così. E io sono il signor Posà. E questo è? Che è questo? Ma che ne saccio? Che ne saccio? Non saccio. Il signor che ne saccio. Ma, scusate, vedo che vi presento di nuovo la signora lei, la signora Ignazia, ma che sono scema. Mi domandavo se conoscevo un posto di tranquillità perché suo marito Alberto è appena uscito aspetta, com'è che tu spiego? Aspetta che ci spiego io. L'avete presente banale. Non vi preoccupate se è grande, se è nero, cave più coso, che si piglia, un manico. Forse è meglio che ci spiegate l'italiano, che cane. Ce l'avete presente il paniere? Che c'ha quel coso dove si prende? Il manico! E ci voleva tanto così, facete finta che è un moscio, si nasce di capelli, va? Il manico, mio manicomio. Ma niente di meno che gioco di parole, ma su m'avete a dire pure che vostro marito è pazzo, non c'è bisogno che ci corriate attorno, un barato, un manico. Sta succedendo? Ma noi cercavamo solo un posto tranquillo, e quando Alberto ritrovava la sua tranquillità e quella dopo lo stress lavorativo. Ma non vi preoccupate, è educatissimo, è una brava persona. E vi raccomando, noi saremo un ottimo vicinato. Ma io devo andare, se volete vi do un passaggio, signora Ignazia. Mi stanno soffiando! Poveristi! Leviti! Infatti sei spaventato? Lo vedi che anche io quando voglio so essere un bravo attore? Attore! Venga io! Occhi da capo! Capisti? Io c'è l'impressione però che questo faccia sempre un cammino tedda. Ma comunque recitiamo. Senti signor Posà, tu sai chi è questa? È una forma di ferro. E io sono più capace di rompere dalle corna. Lo sai cosa inzocco sulle corna? O ti pare di essere indicato un punto? Non capisci, no? Sentite, io mi innagliaghi, che fate? Vabbè, ce ne andiamo? Vabbè, tanto fra il disintendo. Signora, basta stare, sicuramente mio marito ci sta spiegando come si fa un richiolo sopra la furba. Infatti, fra il disintendo. Donna Angela, saranno un massaggio, ammonino.
Auguri, arrivederci, arrivederci. Aspetta che me ne stavo ascoltando uno! Non dimmelo a me! Cornuto! Non ce l'abbiamo te! Ecco! Così! Sono il muro! Andiamo! E che io sono aperto! E non mi sapere! Non mi sapere! E chi ce ne pigli? Chi ci ripiglio? Chi ci ripiglio? Ma ovvia tutti lui! Ma se faremo ancora a giovare con le gesticolazioni? Mimichi? Mancava capiglio, bello palaccione, io faccio una veria di chi movimento mimico! O vedi che si chiugnocura di una capaceusa? E tu, recita, teatro! Lo capisci tu che cosa vuole significare teatro? Ah, ti pare che è pazzo? Artisti, persone che si liberano di ogni pregiudizio. Tu vedi che diviene difficile concepire il concerto? E manco male che ora avremo l'artista! Lo può dire forte, io cadi l'arte, sono un vero maestro. Voi avete distrutto le mie aspirazioni con i vostri discorsi terra-terra, portandomi a parlare come normalissima gente di strada. Mischino, anche una sopra la strada prima che ti metti sotto la macchina. Gente di strada. Ma ora, con Alberto, posso finalmente rispolverare il mio archivio interiore, pieno, accatastato, fatto da parole ormai in disuso, libero da ogni pregiudizio e da ogni tabù, passato oramai anche di moda. Che schifi a stare dicendo? Ma come parli? Ma che ti sviluppa senza continua moda? Lo vedi? Come posso con voi perfezionare l'arte? Essa viene distrutta, schiacciata, repressa, soffocata. Morta, sei morta! Va! Sentiamo! Bisogna cantare un lillone! Ah, e ora? Da ora dove non c'ho un vocabolario interiore, lillilulli. Ho un sonno da non crederci. Come fa sul letto mi girava e rigirava. Ho tutta la schiena a pezzi. Ah, ma quando è così, papà, tu chiama! Non lo fare questo sforzo di girarti e rigirarti! Tu chiama che ti veniamo a girare noi altri! Metti che poi ti Che dissi? Niente l'ernia. Ecco! Quanto pare ci vedi l'ernia! Ecco! A pigliare gli scatti! No, a me dice che può venire l'ernia. Ma come fai a sapere che c'è qualcosa? Che fai? A te mi devi ore? Senti, devo portare l'Indra che io ho tessuto di questo signorino. Io vorrei stare. Quando
pare quando sì. E mi lasciate travagliare in da pace. Sì o no? Io me ne stare cadri! Oggi voglio mangiare, ma mi volesse proibire ora magari di mangiare? Ma posso lasciare stare a chi va tutto solo qui, cosa non stai a cazzo. E non ci do una punta a chi. Mamma, Gioia. poco fa, sul letto mi giravo e rigiravo, perché stavo facendo un sogno strano. Così strano, roba da non crederci. È come se tutto accadesse veramente, non è strano. Sì, ma raccontami, che sogno facisti? Io voglio raccontare pure al nonno. Ho sognato di essere attorniato da tanti attori. Ricordo c'era pure qualche cantante, ma quello che era strano è che non avevano le scarpe, erano scarsi. Non è strano. Tu vedi che a Brasi ci va a tutti i scarpallatori. Ma non può dirsi. Ma che parli solo tu? Ma che parli solo? Esatto. E senti, mentre dormivi tu, o niente? A letto, padre. Ma certo! Ti vicinavi e ti vicinavi! Tu niente, mentre ti stavi insonnando, va, o niente! Ma che vuoi che mi interessava sapere dove ero? I sogni non hanno una dimora fissa. Si può essere nello stesso tempo in America, in Russia, in un castello o in groppa a un cavallo. La cosa che era strana è che non avevano le scarpe. Poi entrò un signore con un vecchio sacco sulle spalle. Lo posò per terra, lo aprì. E cominciò a sparare le scarpe a tutti. Ma quando mai è uscita lì dentro un omino? Che cosa? Un omino. Io non mi petato. E che feci? Aveva una lunghissima barba color rame che quasi gli toccava fino ai piedi. Contò gli attori, moltiplicò il numero dei cantanti, divise la somma per bandiermi i piedi nei calzi e alla fine dette 3 numeri. 21, 63 e 32. Mi guardò ridendo e se ne tornò nel sacco. Che il vecchio prese, chiuse, si caricò sulle spalle e se ne andò, mentre si sentiva da lontano la voce di quell'omino che rideva. Dio mio, ma sicuro su caso chiesto i numeri? Certo che lo sono! Allora sogno ricco, sogno ricco! Finalmente la fortuna mi vuole venire a dare dei numeri! No, di che stai parlando? Picciole moneta! Ma dimmi una cosa, figlia. Ma quanti soldi picciolo da tenerti la qui? Non mi dire che... Tutti! Vuoi picchiare tutti? Non la vai più cari? 20, 21, 65 e 32. Ma tutti? Tutti! Ma veramente io? Ma siccome si avvicina la festa dei paesi, aveva pensato di cantare un po' di robe 109. Siamo tutte male vestuti. Tanto perché amore passato. E a momenti ti faccio a vedere canuaggi siamo tutti vestuti. Non capisci, no? La fortuna ci può venire a bussare e a dare questi numeri. Veramente è stato l'omino, nonno? Questo omino si chiama fortuna. No, l'omino è maschio! E perché Andrea che è femmina? Ma quale fortuna è fortuna? Un'altra che ci viene appresso. Che la vera signora Fortuna è Caingia. Ah, sì, e Caingia. E allora dici alla signora Fortuna che ne esce di Caingia e va a fare un poco di spesa. Quando meno un poco di spesa, che a cane già vivo manco di chi mangiare più. Sì, a spisa, ma chi capisci? Ma che capisci? Sì, un baccalà, se ne sta stato. Capisci che sei vecchio tu? Sì. Che un altro? Su,
Senti una cosa, ragazzi, quando a giocare, scusassi, il sogno non l'ha fatto Andrea e voi pensate che come Pellegrino si poteva insultare più lontano di Palermo? Intanto funziona. Tu mamma, dici anche tu. Quanto sono? Ma il cuttaio era sempre a banca su 640.000 lire. Quanto? E che motivo c'è di giocare? Scusate. E che ce ne vinci da avere tutti questi soldi? Calmo! Hai tutti questi soldi. Non c'è donato punto a chi. Da solo perdere. Ma piuttosto, perché non giro tutte pare che queste numere? Amore, io ci tutti a giocare questi numeri. E tu a cattovi. Comunisti, come affari, i ciccari da ricchini. Ma vuoi vedere che un dollaro di messaggio? Ma abbiamo detto che abito il rombo! Ma com'è che ci sia? Ma vuoi vedere che i messaggi lo fa per davvero eterno? Ma non può essere, che fai pensare? Certo che però, se fosse vero, avesse a passare in capriccio con lei o cazzo. Quando dissero che sono 640.000 lire, che dunque fanno, Madonna quanti piccioli! Prima di tutto è a pigliare a uno e c'è a dire, tu, che vai mia! Ma che fai il salazzo? Senti Beto, se vuoi continuare a travagliare per mia, in prima cosa vai a chiamare dottor, commendatore, signor Cavaliere Arazio. Dunque, il travaglio consiste in questo. Mentre io me ne sto spavenzato a catturare i raggi del sole, tu con una cascioletta piena di monetini, muovendola in maniera ritmica e armoniosa, mi starai accanto in modo che io possa appenicarmi col suave sguscio dei sonelli. Porta di sangue, chi sta nelle case? E parlamente sti robi. Ma chi chiama mi va? I pecori chiamava, i pecori. Va! Avevo insegnato la mossa! Dale! E giù bene! Ti piglio! Ti faccio volare in dall'aria! E poi ti faccio scoppare in terra! Come un sacco di patate! Mentre tu attacchi in chitarra voce! Marreno, figlio mio, basta, Marreno! Ah! Dai! Avevo insegnato una mossa! Più ti piglio! Ti spacco sto vango dalla testa! Fino a quando non mi faccio dire a destra, a destra! Ma ti ha insegnato questa mossa? Donando mi ha insegnato! Buon anno! Un anno?
campione di karate! A te non ti voglio dire niente, perché poi ci pare che tu ci porti la testa, e mi insegni sta mossa, e mi insegni l'altra mossa, e allora non ti dici niente. Ma che ti pare? Don Anno, un asso sport, è nasso. Ma stai dicendo vero? Senti che fai? Non è appena te lo vedi davanti, che punto in faccia senza dirci niente. Non senti manco mentre dorme, Chitto. Mi raccomando, quando vedo nonno, non ci vado a capire niente. Dale, quando vedi. Ma ci mica sotto un corpo, un po' mosso. Ma con la velocità. E nei zamperini manco di non ne sanno cucciare corpo. No, prego. Mi raccomando. Quando vedi, non ci fare a capire. Io mi appoggio e talina con quale velocità volantina. Va. Senti, nonno, come riscuoterai la vincita, la moto, promessa, la messa. Sì, a perfezione. Che dici? lei non sa stare a chisso, ma piuttosto se vuole riposare tanticchia dopo tutta sta strada a pere. Sì, ma sì. Ma insomma, ci puoi capire che per questi gesticolazioni. Oh, mi stava ripassando la parte di una commedia. Gaita mi dici, chi fa? Ciarugno o non ciarugno? E Ida ci risponde, no, a saperdiri. E Ida ancora, ciarugno o non ciarugno? E Ida ancora, No, lo sapertiri. Nonno! Caso! E credo! ma come te con me? Come? Mi raccomando! Non va la finta che non capisci niente! Un discorso oramai usato! Ma che può, che c'è, che può? E ancora fai la finta che non capisci niente! E guarda! Pronte! Via! Ma che fate?
scusate, ma siete venuti? E poi, quei caponisti te ne scrivete? Sentite, io scrivo in silenzio! Appunto che scrivo cose forti! Ma così va bene, è troppo forte! Insomma, diciamo che la così si sente e non si sente, magari vi stupo la minneruna. Sentite, ma chissà che canzoni è? E chi non mi sente? Qual è questa canzone? Ho titolo, va, con voi parlo! Oh! Ah, scusa a me! È che con tutte queste cose domande non siete valenti! Aspetta questo! Dimmi a me, che cos'è che hai detto? Un scudaio! Non vuole avere, va! Allora, torna tu! Vabbè! Torna tu, ma ci fa caso il mio pazzo? Ah, Orazio! Qual è questa canzone? Tu sai che non mi senti? Potrei avarlo, qual è il titolo di questa canzone? Non farei finta che non mi senti, che lo sai? Ah! Scusa, aspetta quando studio queste cose che non si sente niente! Dimmi a me, che cos'è che dici? Alberto, non mi che tu scordassi di tornare a noi! Mi scudai. E che cosa? Ma come che cosa? Ah, che tu volte che mi domandi un titolo di sta canzone! Un titolo? Un titolo? E te buona canzone? Volare! Oh, oh! Cantare! Oh, 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 oh! Del blu, divino di blu! Sono di casaccio. Ma dimmi una cosa, perché quando dici volare fai oh e quando dici cantare fai oh 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 oh? Per caso Petria vola a cantare che è meglio non volare? No! Se è più meglio, io dicessi che è meglio volare! Volare è una tirannea di sopra di questa terra piena di confusione, di sopportazione, fatti di gente cacianci e di gente carrini, di gente ricca e di gente povera. Di gente che ragiona e di gente che come Dio invece non capisce se dice vero oppure. Senti a te Orazio, hai l'impressione che ognuno di noi oggi capisci che dove con me e per questo si fanno tanti discorsi. Noi oggi invece dobbiamo ragionare. Senti, Tu dici, c'è gente ricca, c'è gente che è povera. Detto così, certo, e non è giusto. chi me lo vede fisso. Senti, che tu mi vuoi prendere in giro è un discorso, ma che tu hai detto queste parole. C'è gente che è ricca e c'è gente che è povera, hai detto così? Sì, è così. Senti, parliamo orizzontale, a queste parole cacchiarono e ascingono, io non ci sto capendo più niente. Allora, uniamo trovato. Tu decisti che qui c'è gente ricca e c'è gente che è povera. Decistela così? Sì, resta così. Oh, voi che siete ricchi. Ma quando mai? Oh, e questo è un discorso. Se quasi fossi ricco, che fa un gesto e c'è gente ricca e c'è gente che è povera? Ma quando mai? Ecco, lo vedi? Questo è un altro discorso. Per la stessa cosa si fanno due discorsi diversi, ma tutti e due giusti.
vuoi volare, è un mondo. Ma che tu non puoi atterrare in questa terra piena di confusioni, di gente ricca e di gente povera, e non ci discusso. E allora com'è che a me mi viene difficile a diventare ricco? Lo stesso motivo che anche tu ricco ci viene difficile a diventare povero. Anzi, cerca di diventare ancora più ricco. Senti Alberto, se tu venissi qua, non stupido, non fai nascere pazza, è mia! Ma quando mai? Se tu che vuoi essere pazzo, ma perché tu non fai come mia? E tu come fai? Come fai? Come faceva mio padre Giovanni? Bello era mio padre Giovanni, bravo era, oggi capello. Senti, per esempio, a cui incontrava a pisciata e ci addemannava: sono Giovanni, cavolo su! E chi ci rispondeva: se no avremo ungili. E se per esempio qualcuno l'aveva caputo e ci tornava a domani un'altra volta: e cavolo su avremo ungili? E tu ci rispondeva: messo stura. Qui visto ora? Quindi, per sustura, era sicuramente un orario giusto. Certo, lo diceva mio padre. Detto che vostro padre, buono riscorria. Ecco perché voi riscorriti. Come mio padre. Va, senti una cosa. Dice a mamma che hai di raccattare, perciò quando si piccoli. Oh, Salvetto, a venisse iscrivere da storiella, come finito? Tragedia, stai scrivendo una tragedia molto bella. Morte, camorri. Bella madre! E tu non sai che riscanti. Tu vedi che sta batteando. Che significa morti camorro? E a voi, su sono morti. Che bisogno c'è di morire? Certo, muoiono due volte. Prima poscando e poi perché mi hanno ammazzato e cane in questo bagno. Bella madre, fa che scarto! Alberto, devi prendere la medicina, te lo avevi dimenticato. Oh, scusate, sono ragazzo, ciao le nubi. Medicini, ma perché dei medicini? Perché ti dici? Magari tu stai scrivendo una storia, ma usate che storia, una storia troppo bella. Bella, che molto mi stava facendo vedere. Senti, papà, lui mi ci cagli da fare la spesa. A bere ti non dire che non vai sola. Chi sta a bere sulla che non beve mica. Senti, lo dice a tua madre che i piccioli se li fa dare in tonanno, che a me ancora i clienti non me ne hanno portato. Invece di giocare sul terno, perché si giocavano lambo? Ma di chi sta parlando? Tu dici così. Sì, va, buono. Io non mi dici la bere un'idea, tu mi dici la ghiernina, è come se mi combinavi, dai, che schifo è. Va. Questi clienti che arrivano a pari. Capino che ritardano, ancora speranza c'è. Poi c'è una certa rullo che mi fa certe tappi. Comunque, scusate se vi faccio qualche domanda indiscreta. Decidimi, donna Ignazia. Ma voi non mi pare che soffrite di qualcosa, come si dice? Dimmi seria. No, Don Orazio, io lo stai scherzando. Voi sapete di quale malattia sto io parlando? Vabbè! Ti picchiassi medicine? Non le ho trovate le medicine? Chi è sta cosa che hai in mano? È un bel bicchiere di vino, un dottore mi disse che mi fa bene. Ma non lo toccare, un dottore è buono, ma per mia! Lo sai che alcolici non li puoi bere, dammi sto bicchiere, dammi sto bicchiere. Ma fai un bravo, apri di medicina. Fai un bravo. Poverete, ti stava scrivendo una storiella. Ma quale storiella? Ma questi voti sono tutti anni. E la tragedia. I morti camorro. Ma allora voi non
non siete? Io pazzo, non è niente, ma chi state fantasticare? Ma allora con mio marito che ho più figlia? Niente di meno. Io recitavo per vostro marito. Oh, ma mi da perdonare se io pensavo che voi fossero... Pure voi, forse ero, ma di chi stavo parlando? Non è niente. Non è che per caso vostro marito. Ma perché non capisco? Ma ora si spiegano certi atteggiamenti, certe parate a troppa. Ma come? Donna Angela Perissi era un attore famoso che si stava esercitando una commedia, sì, che stava facendo una parte di Frutto che piangono, così mi disse. Ma Dorazio, ma non capisco che mio marito è pazzo. Pentamazzi, senza farci capire niente a mie moglie, che anche tu ci si arrestano le croniche. E se morti, che avevano ammazzati, qua, non stupati. Mannaggia, non è che facciamo che vostro marito, la storia, a vuole realizzare qui da vero, cane stupaglio. Ma no, a dire la verità, ancora, non ammazzate a noi. Ma che non è pericoloso. Ancora, finché i sensi ci camminano, si può ragionare. Ma quando il cervello comincia ad andare in porta, addio. E ti siete tranquillo? Oh, io qua c'hai una famiglia tu badare, una famiglia. Comunque, mi dispiace per l'agnanza, quindi voi di qua venite qui. Vi pigliate armi e baratelli e sloggiate. Trasferitevi via. Ma che state dicendo? Io con la donna Angela feci un contratto e io e mio marito Riccardo non andiamo almeno per 97 anni. Chi? E se chi ti ci viene in mente di ammazzarne a tutto pare quanto sei? Come la mettete? Comunque, donna Razzo, guardi non vado a preoccupare. Chi non è pericoloso, vi dico una cosa. Se vuoi ci volete stare, ci state. A non da che sei uscita. Se vi pigliate la famiglia e cosa ha visto, sa visto. Iazzina! Iazzina! Iazzina, non è sina a casa! Caso, che sono ste... Ma che hai che sei mano? Iazzina, dimmi una cosa! Sta fauci! Che buona taglia! Ma non me ne sta bene, E non si come lava il buono e lavi! Buona taglia, ma ora posala che non da giù. No! Muta delissi! Chi sta per lei mettere il callato chi mi seppi per ricordarmi lo filo di lo discorso, lo capisti? Ragionamento orizzontale fu! Senti Alberto, un attimo vai in punto l'agnanza, mi vedremo dopo, Vuol dire che stai in, vieni qua! E prendi prima di tutto le sentire. Dai Orazio! Dove ci vai? Ma che stai facendo? Puzza! Ci puzza! E se l'hanno portato dentro una fatica, cara puzza si tosta! Oh dottore! E che buono dottore, io ho parlato sul diritto di e per Vabbè, è una moneta, poi la casa, ma così vi raduna Orazio e vi sta ele, a moneta. dottore, a Don Orazio! Visita chi tu? Addio, sono dottore! Aspetta! Cari compagni! Andando bene! Don Orazio, ma mi mettete a fare comizio pure? E che scarriamo?
Scarregarmi in cappelletto alla retina sto male. A dire la verità, che non penso che la puzza si crema. Meno male che siamo all'aperto, nunca si comincia la chiesa. E pure me ne sto non mi stai donna. Oh no, un attimo, aspettate, ora torno, un attimo. Ma pare che la puzza è scomparita. Forse non mi sento tanto. Sarà che sta puzza mi gustava proprio il naso, l'occhio. Ma per caso ci sono i spiriti che capiscono non è stupato. Su lui dici quando mezzi bene. Eppure che tu capisci che i miei occhi non mi pareva normale. Da voi, con la fantasia super sviluppata che avete, è capace che vedete cose che si può aprire solo in dei sogni. Ma Emanuele, sicuramente l'hai visto voi per fare la conta. Diciamo che venne pure per questo, ma in conferenza vai a dire che era meglio che non veneva. Soprasso, ma che schifo tenete a fare da porta sempre? Oh, e non c'è bisogno che facete voce. Allora, sentite qua. O a fare una visione o no? Questi sono chi dell'altra volta. E chi di stavolta c'è rispettare il messaggio. Voi sapete come la gente spendiamo tutte cose per un matrimonio, il tempo che la cucciano, il tempo passa. L'altra cosa, volete sentire una cosa? L'altro giorno passate a strada Rozzo Novio, un bel specchio rimenno la mano. Un visto che arrivava da Micciani e caricava dalla macchina per portare oggi un balero. Voi sapete che mi chiamava? E mi fece assaggiare il doppio. La giuzza mia, tanto era brutta, mi veniva di ittare magari le urette. E prima si dicesse. Alle prime non ci resta niente, ma poi mi venne una punzata e ci faccio, sono bravo. Volete venuta la bustina dell'imbottigliamento naturale? E tu che mi dici, e che cos'è? E io ci disse, va. Cos'è? È una bustina che è l'ultima ritrovata della scienza olearia. Si tiene in 100 litri d'acqua e si squaglia. Si aspetta a maggio la prima lunatina, però prima che scura si tappano le bottiglie quando la liva diventa come si chiama? I americanelli, le puzzone puzze. Si scioglie la bustina nella busta. Poi si ne sparte un litro d'acqua. E a gusto, quando la luna è all'ultimo quarto, si prendono tante bottiglie da trovare l'albero. Però i bottigliani hanno di essere scuri. E verso il mese di ottobre, il miracolo della scienza è fatto. Le bottiglie si inghiono tutti allo stesso livello. E vedi, non mi dite che si cattò la bustina. Alle prime non ci posso credere, ma poi ci spiegare un po' come fatto dal processo tecnologico, qualche fesseria, e poi, tipo che si convince. Giurissi, il problema sono di qualche popolazione ignorante che non sanno né leggere né scrivere e non capiscono niente. Niente sulla scienza oscura. Invece, siccome wow, della scienza ci sguazzate, non c'è proprio bisogno che mi informate, no?
Io sapete che ci rissi all'ultimo, l'ho portata direttamente da Lubiamonte. Ah, volete? O allora me ne vado. Sapete che mi rissi? Che io come so quando butti chi c'è per nere dall'albero? Certo, sapete che siete proprio ignoranti. Poi vi fate conto della vita che c'è ogni albero e poi, in base alla resa percentuale, ci appennete tanto bottiglie. Facile o buono? Voi oramai non mi sbaruti di più. È una razza. Io, se faccio corruzione che ci sono in questo paese, proprio avessi a campare terreni, sogno troppo onesto. Onesto? Come va per roba a cavallo? Dicendo che ne decidi, già è assai se ne può pigliare una. Siete ignoranti pure voi. Che devo fare? Non sentite un'altra cosa che stanno sperimentando? Una macchina che esce dalla terra tutto quello che vi serve. Come? E poi mi sentite sciolti, non capite niente. Vi faccio un esempio. Dato che stiamo parlando di tutti, allora, l'albero della vita, per produrre alive, che fa? Ma come che sa fare? Prima sa zappare, sa congelare, sa potare, sa coverare, tutte queste cose. Bravo, tutto lavoro di manodopera sprecato, perso. Gli scienziati hanno inventato una macchina che infilando 4 congegni dalla terra, ne sai tutto quello che vi serve e ve lo tramuta in liquido. Chissà, vi serve un muscolo o un muscolo? L'olio. Niente, i vergogna, i persichi, la regina, tutti i frutti che c'è l'ossa, insomma. Ma spattevi sentite istruito, ad leggere. La macchina è intelligente, appena vede che c'è qualcosa che non va, che fa? Lo tecnico la ripara. E poi l'ossa, che servono? Ma come che servono? A fare nascere altri pianti. Bravo, e alla macchina dell'auto pianti, chi ce ne futti? Siccome è intelligente, quella là fa tutto lei. Lo capisci voi? Grazie. No. Consiglio. Può essere che voi queste cose le capite. Bisogna mettere a bazzo chi ci vuole. Dici tu? Giusto capisci. Voi fate a sapere che un signorino Michelino con una grandissima questa moglie Angela ricca si carriando e affittare la casa a due, marito e una moglie. Mio marito è che non ho ordinato. E sicuramente è dove? A ne posso più. All'inizio, quando chiedevano, si era poco strano, ma non va a pensare che si chiamava a sto punto. Andoretta ne usciva fuori con una Fauci. Ah, Fauci. E allora chi? Dice che sta scrivendo una tragedia e sta Fauci ci vuole un'ispirazione. E decidemi una cosa, questa commedia, non è che per caso ci sono morti che morono? Tutti morono. E se mi può interessare, il tutto si svolge qua, questo bagno. E allora che su niente, che se mi vuole asciugare a tutto va male. Non mi preoccupate. Un rimedio ho trovato. Veramente. Poi c'è da fare pigliare un bello cagazzone. C'è da fare sentire qualche rumore quando io perde respirazione e nel caso è una parte. Il rumore, vero? E tu dici che c'è uno fastidio, vuole tranquillità. E chi sbaglia ci posso fare pigliare? C'è da fare perdere tutte le speranze di scrivere sta storia. Ma quale scrivere? I pochi sono tutti anghi. E tu sta storia, la storia, sono piccole a pagina 7
gioia, sta scrivendo, non sa c'è il duzzo confuso. Ma allora quando voi mi dicete che scrivi, tu ne si mette. Da, sì, si mette da pausa là. Mi do lì a fisso. La finta che scrive. E carezza la fauci. Ragazzina, gioia! Sto andando a scrivere! Che è un scrittore! Tutte le medicine. E acabbo via queste medicine, tutti mi bicchieri dissi! Oh, cerca di non disturbare. Va bene! Sentite che fai c'è? Voi per necessità, chiamate a vostro figlio Persino. Quando il non esce, il si mette a fare rumori, lo fa spagnare. Io nel suo frattempo, molto sto da voi. E quando il dove dire, voi, mentre il piglia la fauci, gli avete visto, gli ha tagliato la fuga. Capisci? Se il rumore è vicino, che devo io. Però, non tagliate sul tagliato, non ci fate capire niente che io sono un uccello. Va bene? Lo capisci? Tranquillo, cambiano tutte cose. Quando dicete voi cominciate. E allora, Caterina che non è. Allora, perché ci mi sa va bene da Roma per bello? Allora, alla signora Lena, sapete! Zio Ignazio, sapete! La signora Giussina Margherita, sapete! Invece Orazio Uni. Ma chi tu vuoi cosa? Però prima di fare una cosa, mi picchio per il mio compenso straordinario. E visto che domani comincia la festa dello Santissimo Crocifisso, me ne va a catto zazzizza, udine, sundice di porco e metto tutti i miei parenti alla salute di sta gente. E spero che Don Orazio affacciare pace e serenità. Me ne vai verissimo. Rasi! Oh! E che fa? Spirare un putti?
pare Gasperino. Rosina! Rosina, corazon! Che volessi sentire le scezioni dei numeri, Basta dormi che controllo io i numeri. poi nannano pace, si piano da destra che ne fare sto terno. Ora, un dia che mi sono di sopra come. Va. Ma picchi, ma parti da banna, non mi hai sentito i numeri dell'otto? Io prima mi sentito notizie regionali. Come è una? Ti chiamo. No, tu non mi chiami. Oh, bella Marci, se ti disse che ti chiamo, ti chiamo. E va bene. Senti allora che Che piacere. faccio? Ci su volume, a così sente pure tu. Va bene? D'accordo. Quando va tu. Sono stati presi 3 rapinatori che hanno derubato la cassa del teatro Pettini. Uno sul paese. Lo diceva io, era vecchio quando teatro in cinnera. È stata sventata una rapina al supercarcere di Catania. Pare che i santi siano scesi in campo a favore dei cittadini. Stavolta è toccato al comune di Agrano. Durante le riunioni del consiglio comunale, ancora una volta è mancata la luce ed entrati in scena Santa Nicola e San Vincenzo, almeno così dicono i chiamarsi, veloci come vento hanno massacrato tutti i consiglieri comunali, credenti e non credenti. Ci colleghiamo con la redazione di Presidenza di Finanza per l'estrazione dei numeri della ruota di Palermo. Primo numero estratto: 21, 46, 63, 38, 32. Oh, perché non ti senti? E che faccio? Sarà che se ne abbagherà la luce. Io giusto in questo momento travagherà la luce. Senti, signora lei, mi potresti ripetere gli ultimi numeri? Cacao mi sagno si mio a luce. Ripetiamo i numeri della ruota di Palermo. Primo numero estratto: 21, 46, 63, 38, 32. Oh, sono, signora lei, quando disse l'ultimo numero? Senti signora, ma ci pare che sto più cannatummola. Mentre è chi su? Astuto? No, signora, aspetti. Ah sì, ma di più lei. 21. C'è. 46. 63. E c'è. 38. 20. 32. 32. 32. No. Cai, punti non tornano. Non solo mi ha fatto un buttare il Michelino che mi regalava l'usura dell'amore. Ha scenduto da macchina, come hai visto davanti? Puzzo da subito picchino. Che ci vendeva i miei scarpe a vicina di casa. Sapete anche so, va? Io, i miei scarpe, ho visto io che ce l'aveva messa. Altro che cantanti e attori. Ma ora vi piglio tutti i piccioli. Ma chi stai morto? Senti, meglio che me ne vai.
Cacca cose non si sanno come sono. I piccioli vanno e vengono. Sentite, salutiamo. Niente vi visto, ma Ortenzio sono. E molto sono. Buonasera a tutti. Mamma, che è successo? Mamma, parla! Dai, che fai? La prima è perché fu, la seconda è perché hai il momento giusto per farlo. E se più colpa per essere spicchiato maggio. E ma mica mi chiede con l'acqua col su. Sogno. Mi sento strana. E piccioli voglio, i piccioli! E chi sa che sta pensando che tua madre è pazza? Senti, Marco, se vuoi darmi tutti quanti gli arretrati, ti prego, riprendimi quando spetteranno. Io così non ci capisco più niente. Rosina! Come finivo con il nome? Se sapissi, papà! Se sapissi! Che fai con Mario? Ma stai! Ma ti hai visto da Natale? Come si sta? Ma stai! Guarda, la sua figlia si sente male! E che ci fai? No! Ossia! Questa che moriamo moderno! Moderno? E che ci fai su moderno? Moderno! Che sempre l'avessimo giocato! Non l'avessimo fatto! Dici mo fatto. Tutti. Senti! Senti bene. Ti dico io fatto, non ne hai fatto mai con noi. Ora me ne sono là a fare tutti. Tu vuoi portare dentro un anno e ci spieghi che picchiamo moderno che capisci Gigi? Non ci senti? Che sei con te? Sì, mi stai sciolando le risate! Quando ci vai tu? No, abbiamo fatto terno. Allora vinciamo! Già sei italiano! Oh no!
Tu hai sapere, Nando! A te non devo dire niente! E poi ci fai e mi insegni a chi sott'acqua e mi insegni a Natale! Che ti pare? Nando, è su sport! Ma non facevo casafino come un karate! Cioè, poveretta! O sono troppo veloci! Oppure è troppo scarso! Va! Sto anche! Buono! Va, pigliami il microfono Giusto! io mi microfono, Per suonarlo io! che sei bravo, e vabbè, io ci stiamo a cavolo qui, va. Fuori! Tutte sei insieme! Senza dirci poi a vostra magica con io! E non lo va a passare il capriccio di sto tipo! Pronti? Al 3, insieme! 1, 2, 3! Mamma, ma che è successo? Se sapevi come stava sognando? Di gioia, prima sbrocchiamo un discorso sul primo sonno. Ma piuttosto, Così! Leggiamo! C'è molto sei come le ha? vedo, ora basta, Sara e China, va bene? Oh, ma piuttosto, lo scherzetto, non giro, no, l'NPC sicuramente non può essere, no, giusto creatore, no, ma tuo padre, non è, no. Vivo un salvetti, che io con l'acqua, ma che vi sentite? Oh mari, a piscina, e lei, non si vergogna se da a fare ancora sti cosi, Fu, ma non basti capire un terno, tutta sacra. Guardi signora che è proprio così! No, io pure tu che abbiamo fatto te! Certo che è giusto te! Veramente, e sbendurati chi ci imbrucchiasto, a storia dell'acqua, dobbiamo un bel zebù, e perciò da San Marito si mise a scherzare magari con contratto. Sì, ma io e voi vi conosco troppo buoni e ve ne farò pentire. Sentite, signora Angela, spiegatevi meglio, perché capo io più spesso non ha caputo manco una parola che non capisco. Ma allora ne avete capito niente? Non ci credete? Abbiamo fatto proprio terno! Ammonini, ma pigliare queste sorti! Sentite, prima di venire, un momento, vi propongo un affare. Che fa, volete accattare questa parte del nostro bagno? John, ma volete accattare la parte del nostro bagno? Io sentivo quando volessi. Un momento. 100 milioni! Ma che si pazzi? 100 milioni! Buoni su 100 milioni! Prendere o lasciare? Meglio prendere. Affare fatta, appena facciamo questo contratto. Buoni, questi sono migliori. Immagini, la parola amiche del contratto. Oh! La bellezza del Michelino, donna Angela! Arrivederci!
da sapanate. Guardini per la Diamo ora le notizie del telegiornale. La fortuna è andata a far visita ad Adrano. Si è alla ricerca di questi nuovi super miliardari. Pare che a vincere i soldi è stato qualcuno che abita in un casolare, o Baggio, nei pressi di un paese, un certo Orazio. Signora lei, guardi che non fu un certo Orazio, ma Ignazio, compadre di Giosina. Grazie signore, è arrivata una notizia sul fortunato del biglietto vincente. Sappiamo che si chiama Ignazio. Il padre di chi, signora? Dove lui? E di chi, scusi? A vincere Ignazio. Giosina, Ina. Papà, ma non è un biglietto. No, mi dico per dirti. Ma calla io! Ma che state cercando? Cristo! Adesso presentiamo gli attori. Mariuccia nel ruolo di Ignazia. Adalto nel ruolo di Alberto. Antonio nel ruolo di Grassi. Salvo Cadaffo nel ruolo di Ortensio. Agata nel ruolo di Angela. Fausto nel ruolo di Michilino. Saro nel ruolo di Ignazio. Cristian nel ruolo di Pitrino. Paolo nel ruolo di Andrea. Pierangetta nel ruolo di Giosina. E infine abbiamo Orazio, Luca Vinci. Bena nel ruolo di Lucy. Ma soprattutto un applauso alla signora! Adesso abbiamo il piacere di ascoltare una poesia scritta da Giuseppe Di Guardia dal titolo Sempre i Carnevali. Scusate, volevamo fare un ringraziamento particolare anche alle suggeritrici che ci hanno sostenuto. Melina, prego.